Benvenuti e bentornati, oggi è mercoledì 14 gennaio 2026. Il sole sorge alle 7.36 e tramonta alle 17.02, la luna si leva alle 3.40 e cala alle 18.06. Oggi si celebra San Felice da Nola. Il nome Felice ha origini latine e significa favorito dagli dei, felice. Oggi, 14 gennaio, si celebra la Giornata internazionale della logica, ricorrenza istituita dall'UNESCO nel 2019. Questa giornata ha lo scopo di evidenziare l'importanza della logica e il suo stretto legame con la conoscenza scientifica. La logica infatti è un elemento chiave in molti campi moderni, ad esempio l'informatica e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione affondano le loro radici proprio nel ragionamento logico e algoritmico. Auguri all'attrice Faye Dunaway che oggi compie 85 anni. Vincitrice di un Oscar per il film Il Quinto Potere, ha recitato in capolavori come Chinatown, L'Inferno di Cristallo e Bonnie e Clyde. Ha avuto una relazione con l'attore italiano Marcello Mastroianni, con cui ha girato film come Gli Amanti nel 1968. Nel 2023 ha fatto parte del cast del film italiano L'uomo che disegnò Dio, insieme a Kevin Spacey. Festeggia oggi 59 anni l'attrice britannica Emily Watson. Candidata 2 volte all'Oscar per i film Le onde del destino e Hilary e Jackie, ha interpretato ruoli drammatici intensi in pellicole come Storia di una ladra di libri. Nel 2019 ha ricevuto la nomination ai Emmy Awards e ai Golden Globe per la sua performance nella miniserie Chernobyl. Auguri al pilota automobilistico Giancarlo Fisichella che compie oggi 53 anni. Ha corso in Formula 1 dal 1996 al 2009, vincendo 3 gare. Nel 2009 è il terzo pilota dei test driver della Ferrari e nel 2023 ha accettato di correre nella tappa di Adelaide, la massima categoria australiana per vetture turismo. Il 14 gennaio del 1976, nell'Italia degli anni di piombo, debutta in edicola La Repubblica. L'idea di dar vita ad un quotidiano si deve al giornalista Eugenio Scalfari. Lo spirito moderno del formato e del linguaggio lo porta ad essere ancora oggi una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano. Un altro versante che farà scuola è la vignetta curata da Giorgio Forattini, specializzato nella satira politica. Ma sapete a che velocità vanno gli ascensori? Gli ascensori possono arrivare ad una velocità di salita di 20 metri al secondo, circa 70 km/h. In discesa invece è più o meno la metà, ma non fatevi spaventare da queste velocità perché gli ascensori con le loro robuste funi e i loro contrappesi sono il modo di spostamento più sicuro, ben 50 volte più delle scale. Buongiorno ai 12, oggi la giornata allietata da una splendida luna in Sagittario, positiva, ottimista e anche un po' baldanzosa. Mentre i pianeti si muovono nel cielo del Capricorno avvicinandosi a quello dell'Acquario, cosa succede nello zodiaco? Scopriamolo insieme. Ariete, bellissima giornata per voi oggi perché la luna è di Trigono, gli umori vanno a posto e tutte le tensioni dell'inizio della settimana vanno un po' in secondo piano. Adesso potete contare su tutto ciò che per voi è importante davvero, farlo funzionare e soprattutto rendervi abbastanza esenti da alcune beghe familiari che vi hanno stancato un po'. Toro, la luna in mattinata innervosisce un po' Urano nel vostro cielo scontrandosi con lui, poi sparisce e lascia gli umori abbastanza sereni. Tra l'altro proprio il vostro ospite, che è stato sgradevole per ben 7 anni, è molto ben aspettato proprio perché pianeti come Saturno e Nettuno e tutta la compagine planetaria in Capricorno lo supportano in Trigono, quindi i cambiamenti che affronterete in questo momento saranno assolutamente migliorativi e portatori di una grande possibilità di stare meglio. Gemelli, per voi oggi è una giornata da luna in opposizione. Oggi occorre vedersi soprattutto, farsi raccontare, farsi spiegare un po' come vi muovete da una visione esterna, serena e scevra da una serie di condizionamenti emotivi. Oggi dovrete necessariamente rendervi conto di ciò che non può accadere.
Venere peraltro comincia a solleticarvi anche in amore, siete desiderosi di un porto sicuro. Cancro, per voi oggi la luna sparisce nel cielo del Sagittario e si rende abbastanza lontana, ma non per questo, essendo il rapporto di mutua reciprocità con Giove che ospita nei vostri gradi, l'energia della luna rimbalzerà su di voi, rendendovi forti, capaci e soprattutto capaci di tenere insieme e proteggere gli affetti e ciò che amate. Oggi siete gli eroi dei vostri partner. Leone, una giornata oggi che vede risollevare l'umore in maniera magistrale. Luna di Trigono, per cui un grande supporto affettivo e soprattutto passionale. Torna in maniera imprevista qualcuno dal passato con cui fare i conti. Vergine, per voi oggi è una giornata da luna in quadratura, qualcosa in mattinata potrebbe innervosirvi, ma il pomeriggio potrebbe risultare brillante e divertente se deciderete di fuggire un po' e di sottrarvi all'incombenza degli impegni, magari dicendo qualche piccola bugia bianca che non farà male a nessuno. Bilancia, per voi oggi è una giornata all'insegna della comunicazione. Nervosamente la mattinata verrà affrontata con un certo piglio, molto veloce e volto tutto a risolvere i problemi nel più breve tempo possibile. Il pomeriggio invece risulta amichevole, comunicativo e brillante, quindi godetela, avete anche la possibilità di capire con il vostro partner anche un qualcosa che riguarda un progetto comune. Scorpione, la vostra giornata sembra essere caratterizzata dall'abbandono della luna che lascia tutto un po' più sereno, anche se in mattinata la luna ha una scossa da Urano d'opposizione che potrebbe di rimbalzo un po' investirvi. Non prestate il fianco ai nervosismi altrui. Sagittario, protagonista di questa giornata con una luna che entra un po' caoticamente data l'opposizione con Urano, ma che nel pomeriggio già riesce a essere molto più serena. Parla di una serata brillante e soprattutto di una serata molto romantica. Capricorno, per voi oggi la giornata sembra essere con una luna molto intuitiva, seppure di mattinata riceverete qualche telefonata un po' destabilizzante da parte di qualcuno di agitato. Oggi potreste invece cogliere l'occasione per intuire un po' una serie di cose che si rivelano proprio in base al caos che avvertite intorno a voi. Acquario, niente caos per voi, anzi Urano in opposizione alla Luna, un qualcosa di emotivo all'inizio della giornata, ma che non vi impedirà affatto di svolgerla nel migliore dei modi. Tra l'altro oggi c'è un incontro importante che mette in risalto le vostre grandi capacità. Pesci, per voi oggi è una giornata da luna in quadratura, seppure con rammarico dovrete un po' capire come non liberarvi di tutta una serie di situazioni che vi fanno stare un po' male. Oggi, come in tutta questa settimana, sarete molto impegnati nel fare dei tagli importanti che però migliorano l'assetto generale del tutto, quindi fatelo serenamente senza troppo farvi prendere dalle vostre immense emozioni. Il 14 gennaio del 1954 l'attrice Marilyn Monroe sposa il campione di baseball Joe DiMaggio. Ma il matrimonio dura fino ad ottobre. I due rimangono in buoni rapporti, tanto che quando Marilyn Monroe muore sarà lui ad organizzare i suoi funerali e a pagare tutte le spese. Prima che la bara venga chiusa, la bacia per 3 volte e le dice "ti amo". Per 20 anni fa recapitare sulla sua tomba un mazzo di rose rosse 3 volte a settimana. L'espressione fare una cosa di soppiatto significa agire di nascosto, in segreto e senza farsi notare. La parola soppiatto deriva dal latino e significa letteralmente appiattito. Quindi chi agisce in questo modo si comporta come se si schiacciasse o strisciasse per non fare rumore e non dare nell'occhio. Questo termine viene usato tipicamente con verbi di movimento come uscire di soppiatto o entrare di soppiatto. Il matto di oggi è il medico Albert Schweitzer, il più grande uomo del mondo secondo la rivista Time. Famoso esperto di musica, decide di lasciare tutto per dedicarsi alla cura degli ultimi. Si laurea in medicina a 38 anni, parte per l'Africa e conquista la fiducia dei nativi che lo chiamano lo stregone bianco.
Nel 1952 ottiene il premio Nobel per la pace e costruisce un ospedale in Africa. Ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quello di una carrozza del metro. Ed anche il nostro appuntamento di oggi è volto al termine. Come sempre vi aspettiamo domani per iniziare insieme un nuovo giorno. Buona giornata dalla vostra Jaira.